Come sarebbe bello, Barbara, riuscire Cosa? a perdere dei chili magicamente senza andare a correre? Magicamente, dici? Beh, sì, Cioè per magia? Sì, sì, sì. Cioè come? Cioè, tipo che tu, non lo so, trovi una lampada magica, la sfreggi, tre desideri, un 90, 60, 90 per sempre qualunque cosa mangi, anche 64 tonnellate di polpette. Cioè quindi ci vuole che cosa? Il genio della lampada? Sì, il genio della lampada. Oppure? Una magamaghella. Un maga Un mago magella? magò? Un mago Un forse, mago, ci vorrebbe un mago? Sì, 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 un mago. Ma anche per la Gianina, guardate la Gianina. Eccolo il mago! C'è il mago! Abbiamo il mago, caramba, che sorpresa! Non ce lo aspettavamo, noi Per il mago, niente. ma figuriamoci. Gianina, vieni qua. Riesci a Mago fare una magia anche per la Matteo. Gianina? Esatto. Il mago Matteo? Sì. Sì? La fai diventare secca secca? Portiamo a correre. No, e quella lì è tutta sua madre, fa fatica. Fa fatica. Mago Matteo, al secolo Matteo Bucci. Bucci, esatto. Bucci. E Così nasco. così, e però poi a un certo punto... Poi a un certo punto è scoppiata questa passione, nata inizialmente per la magia per i bambini, e poi da lì il percorso è continuato e dai bambini siamo passati ad apprendere tecniche un pochettino più evolute e quindi mago a tutti gli effetti. Quindi sei venuto qui in qualità di mago, infatti c'hai anche la giacca da La mago. giacca, tutto magic, esatto, Che meraviglia. trovata per caso, Però, incredibile, incredibile. però stilosa, firmata. Da Magic? No, un designer. Designer, Ah sì? scritto qua, Yamamoto. Hai Yoji capito Yamamoto? Esattamente. Yoshi! Sì. Non ne so di corsa, non ne so di magia, ma di stilisti so tutte, le so tutte. Io invece sono dovuto andare a leggere l'etichetta perché Yoji non sono Yamamoto. così preparato. Senti, Beh, la tua tanto biografia ufficiale dice che le tue avventure iniziano quando ancora in culla incominci a far lievitare i giocattoli e a muoverli in giro per la tua stanzetta con la sola forza del pensiero. Esattamente. Corrisponde tutto al vero? Certo. Poi però ti hanno rinchiuso. Poi dopo, infatti, quando sono uscito, da lì sono riuscito dopo ad applicare quello che facevo prima di essere rinchiuso. Infatti ho conseguito anche una laurea in psicologia appunto per questo Ah motivo. davvero? Sì, Ma anche. che meraviglia. Però Guarda, qui invece uno dice, psicologo. dopo aver trascorso la prima infanzia sperimentando i propri poteri e dopo aver smaterializzato i suoi genitori Massimo e Lorenza, Che soddisfazione, che la gioia di averti messa al mondo di questi due signori. Tanta solidarietà a voi. e aver diviso in 4 parti sua sorella Carlotta, senza essere poi riuscito a ricomporla nel giusto ordine, ecco che arriva la prima vera difficoltà. Ah, Così dice. Così dice. qual era la prima vera difficoltà? La prima vera difficoltà ha sicuramente stato il dover approcciare il mondo dell'università, facendolo lavorando, quindi mi sono lanciato in questa avventura, finite le scuole, università e lavoro, e proprio grazie al lavoro appunto sono riuscito ad entrare a contatto col mondo dei bambini. Ho lavorato per tanti anni per una nota catena di fast food, È McDonald's. Dicevo. nota. No, caso. Facevi Ronald. No, non facevo Ronald, infatti, non ho mai avuto quella possibilità, facevo però quello che loro chiamano steward, e quindi mi occupavo delle feste per i bambini, degli allestimenti all'interno del ristorante, e poi un giorno, nel lontano 2000, mi sono spostato in aereo fino a Santo Domingo in compagnia di mio padre per una vacanza, e lì ho scoperto il mondo degli animatori, dell'animazione. E ho detto, caspita, questo deve essere il mio lavoro. Sono tornato, ho provato subito a lanciarmi in questa avventura, ma erano già finite le selezioni. L'anno dopo mi sono riproposto e mi hanno preso, quindi ho avuto la possibilità di avere una stagione. A Santo Domingo? No, purtroppo no, anche se in realtà ero in un posto meraviglioso che è in Sicilia, provincia di Siracusa. Bello però, insomma, Santo Insomma, Domingo. quindi qui diciamo ti sei fatto le ossa, però poi se Harry Potter a Hogwarts, un mago che non nasce in Inghilterra ma nasce a Bologna va al club illusionisti Emilia Romagna. Esattamente, quindi ho avuto anche la C'è la fortuna. scuola dei maghi anche qua, Deborah. Ah no, no, ma io figuriamoci. Non è in un castello, però No. diciamo che Ma anche lì vi sorteggiano per capire come si non serve ci sono a cappelli dare, parlanti, no? esatto, Ah, no, non ci sono. no, per fortuna no. E si studia, un percorso che al minimo dura un anno,
si studia per un anno, si fanno prove, si mette in scena il proprio numero e anche la Giannina superato l'esame finale si diventa a tutti gli effetti prestigiatore. Quindi uno può iniziare anche volendo da solo. Beh, allora vogliamo vedere un qualcosa. gioco di prestigio. Conoscete le carte? Sì, Se no ve le presento, non è un problema. Beh, sì. Allora, carte che fra l'altro hanno una particolarità, nel senso che le carte, come sapete, quelle da poker, quindi 4 semi, cuori, quadri, fiori e picche, come 4 sono le stagioni. Come quando fuori piove. Come quando fuori piove. E 13 carte per ogni seme, dall'asso al re, come 13 sono le fasi lunari. 4 stagioni, 3 figure, re, regina e jack, per ogni seme, 3 per 4, 12, come 12 sono i mesi. Quindi ci sono queste strane casualità con le carte. Allora, facciamo così. sì, mi hai già persa, però sto cercando di capire se alla fine c'era la Io domanda. ci sono. Barbara, scegli rosso o nero, che sono i 2 colori delle carte. Rosso. Rosso. Deborah, scegli, sai che rosso è cuore o quadri? Scegli cuori o quadri? Quadri. Potrei far scegliere il valore della carta, ma dopo sembra che abbia pilotato il gioco. Quindi, abbiamo detto quadri. Barbara, torniamo su di te. Barbara, scegli il valore della carta. 4. 4 di quadri. Allora, le casualità che ci sono con le carte sono capitate anche nel mio passato a volte. Io una volta, tornando da scuola, quindi ancora quando ero un mago agli albori, maghetto, esatto, stavo correndo a prendere l'autobus, perché non ho mai voluto il motorino, e prima di salire sull'autobus ho notato per terra, vicino alla fermata, un mazzo di carte sparpagliate a terra, dove solo una era capovolta, quindi tutte erano a faccia in alto, una sola era capovolta. Io ho preso quella carta e l'ho tenuta dentro il portafoglio, tutti questi giorni. Barbara si tira fuori 4 di quadri, io ti giuro. Ho messo quella carta dentro a Una bustina? una bustina apposta proprio per le carte. Le casualità delle carte vogliono anche questo, che una carta stia dentro una busta per tutti questi anni e oggi salti fuori. Ma come hai fatto? Non ce lo dirà mai, Barbara. Questo è vero. Rischio la scomunico, se no. Però la carta ve la lascio. Quindi aspetta che adesso devo capire, non è truccata. Gianni, leccala. Cerca di capire se... Se ha qualche sapore particolare. Fammi vedere anche a me, Devi. Guarda. Hai il 4 di quadri, cioè questo è impossibile perché tu hai detto, com'è Tu andata? hai detto il colore, io ho detto il seme, tu hai detto il valore. Pazzesco. No, posso giurare, non ci siamo messe d'accordo, comunque sembriamo 2 ebeti. Comunque Vabbè. è bastato questo a convincerci, è così. Vabbè, però 4 di quadri, Pensa se era un 2 di picche. infatti Ne non ho un l'avevo mazzo mai intero a scelto. casa, tra l'altro. I 2 di picche. Sì, li ho tenuti negli anni, tanti, ne ho Servono collezionati. È un mazzo sempre. truccato in realtà. Quando fai scegliere una carta a caso, in realtà uno pesca, ci sono tutti e 2, uno dice hai scelto il 2 di picche. Come hai fatto? Sono tutti e 2. Ah, vedi, abbiamo scoperto un trucco. Non l'ho Piccolino, capito. l'ho svelato velocemente così. Vabbè, dopo glielo traduco io alla mia amica Barbara. No, lei non è abituata ai 2 di picche, è per quello che non l'ha capito. Neanche Grazie, io. cara. No, infatti in questa casa nessuna. Beh, fantastico, ma tu quindi questi tuoi trucchi di magia, questi incantesimi, sono incantesimi? Sì, guarda come siamo incantate. Dove li fai? Allora, normalmente sono eventi dove sono coinvolti i bambini, a volte sono eventi con aziende, poi ho la possibilità in alcuni casi di... Se adesso Cane parla e dice 4 di quadri, potrebbe essere un'altra vera magia. Lo sai fare? Glielo sai far Quattro fare? No, quello no. Perché noi non ne siamo neanche riusciti a far fare seduta in piedi nessuna di queste. Bene, così almeno un cane ribelle. Non sa nessun comando. E quindi sostanzialmente in queste 2 situazioni, quindi eventi dove sono coinvolti i bambini e eventi in cui sono coinvolti adulti. Eventi in cui sono coinvolti i bambini si può parlare di feste di compleanno piuttosto che cresime, comunioni. Ultimamente va molto di moda nel matrimonio. Fare scomparire la sposa? No, far scomparire i bambini, così gli adulti si possono godere del matrimonio. Anche se in alcuni casi certi mariti mi hanno chiesto se potevo fare qualcosa, tipo far sparire La le mogli, moglie, esatto. Oppure far sparire loro e farli comparire appunto a Santo Domingo, tipo... Anche, che è una opzione Questo non sempre rientra praticabile. nel tuo portfolio No. di... No, ok. Senti, ma non è proprio truccata sta carta qui, eh? Non vedi, ci sono segni di rossetto? No. Allora non è truccata. Uffa, sono rimasta male. Senti, ma essere psicologo aiuta ad essere mago? Sì, In che e modo? viceversa. Ah, E viceversa, nel senso che ci sono alcune situazioni in cui saper cogliere dal pubblico che hai davanti elementi magari che all'occhio
normale inesperto non vengono colti, può essere d'aiuto proprio per riuscire a meglio introdurre un gioco, meglio eseguirlo. E viceversa, anche essere psicologo, io faccio un lavoro che non è fare lo psicologo in realtà, nel senso che mi occupo di formazione per gli adulti, quindi sono sempre da questa parte del palco, diciamo, no? Sono sempre davanti a un pubblico nella mia vita. E quindi aiuta anche in quel caso perché quello che è un po' il principio dell'illusionismo è sorprendere il pubblico, e il pubblico vuole essere sorpreso, quindi anche quando lavori, quando fai lo psicologo, può essere interessante riuscire a sorprendere l'altro, portandogli del beneficio. Quale sarebbe il trucco adatto a una come Barbara? Cioè quella che la lascia, vabbè, premesso che sia rimaste come due ebeti con questo. Questo va bene, ma se tu dovessi fare colpo su una personalità come quella di Barbara, così di primo acchito, la vedi, colpo di fulmine, la devo conquistare con una magia, cosa faresti per una come lei? Sarebbe molto indicato, tra l'altro. Sì. Beh, un gioco con le carte, forzare una carta vuol dire quindi far scegliere a Barbara una carta che possa avere magari un colore rosso, appunto, visto che questo rossetto potrebbe essere una carta di cuori, così portiamo l'argomento sul romantico, per esempio, potrebbe essere un buon modo. Hai capito? Ineccepibile. Ineccepibile. Però adesso la so e non ci casco. Sei un mostro, è un mostro. Senti, avevi altri assi nella manica per noi o ti continuiamo a tormentare? Potete tormentarmi. Okay. Possiamo fare anche sparire il biscotto della Gianina, così impazzisce. Proviamo a fare il giochino. Gianina, guarda che la mamma si improvvisa maga, Biscotto. Dov'è il biscotto? Dov'è il biscotto? Dov'è il biscotto? Dov'è il biscotto? Col fiuto. Facciamo quel che possiamo. No, si rivolge a te, dice aiutami, si rivolge a me. Amore, non facciamo sempre queste figure, mamma t'aiuta, è qui. Però si era soffermato in particolare su quella mano. Sì, grazie, ti vogliamo bene, ma sappiamo che di essere molto carine, no, ma infatti, non particolarmente viste. Vabbè, 50-50, neanche col naso. Possiamo però iniziare allora a fargli le nostre 10 domande. 10 domande, con un po' di calma oggi, tra l'altro, finalmente. Inizi tu, inizio io? Come preferisci? Inizia tu. Che cos'è un biker? Un biker è un corridore in bicicletta? No, assolutamente no. Prova a pensare al look femminile, lo aiutiamo, al look femminile, che cos'è un biker? Ha qualcosa a che fare con la bicicletta? O no. Comunque no? Ricorda la forma? No. È una parte di abbigliamento. Sì. Mi viene da dire potrebbe essere, che ne so, una di quelle parti di plastica del reggiseno. Porca vacca, scusa. Non si sa per quale, onestamente non si sa per quale associazione. Vogliamo sapere chi è quella con cui sei uscito per ultimo, che ti sei levata il reggiseno e tomò il biker. No, il biker è, dalla parola biker nel senso di motociclista, quello stivaletto un po' rock, un po' appunto da motociclista, che adesso va di moda. Poi dicono che gli uomini sono semplici, adesso tu devi spiegarmi l'associazione di idee che porta da una cosa che ha a che fare con la bici a un reggiseno. No, però comunque non te lo spiego io, chiediamo allo psicologo, casomai qual è stata... Al mio magari psicologo. Sì, no, la sinapsi bene, che ha indotto. Che cos'è un French? Un French, qui è più facile, questo dovrei saperlo, riguarda la manicure, quindi le unghie. Bravo, è stata buona Barbara oggi con le domande. Sei un mago, crea la donna perfetta. Se sei anche ruffiano dici che ce li hai La già donna qui. perfetta potrei dire che è già nella mia vita, e lo dico. È la mia fidanzata. E esteticamente o personalmente. Come si chiama la tua fidanzata? Laura. Laura. Ma le fai ogni tanto dei trucchi di magia? Sì, ultimamente gliene ho fatto qualcuno. La sparizione per qualche giorno, tipo, esatto. Ah, quello è un trucco. Ne abbiamo conosciuti anche noi di maghi comunque, Sì, va detto la verità, perché questo trucco qua lo che va conosciamo. molto di moda, ma di solito non Guarda il mio incontra... cameraman che fa il vago, ma io lo so che lui è un mago da questo punto di vista. Che Ciao caro. incontra diciamo, non un grande successo di pubblico, quello della sparizione del fidanzato. Comunque 4, il miglior trucco di magia che hai fatto con una donna. In senso metaforico o proprio il gioco che mi è riuscito meglio? Lascio a te la risposta. Beh, intanto il miglior trucco di magia in senso metaforico potrebbe essere appunto essere riuscito a conquistare Laura, la persona con cui sto, per esempio, che ha portato tutta una serie di difficoltà iniziali. Certo, brava Laura, si fa così infatti, sì. Sarebbe molto difficile questo lavoro di conquista, iniziare giusto così.
Il gioco più bello, più riuscito è un gioco che io faccio con questo palloncino che perforo con un ago e non esplode, e c'è un palloncino a forma di cuore, quindi la metafora anche in questo caso del sentimento è sempre molto vicina. Gioco da conquista si potrebbe chiamare. Ci sarebbe piaciuto vederlo la prossima volta. La cosa... Ah no, scusa, il trucco che ti è peggio riuscito. Il trucco che mi è peggio riuscito, probabilmente, visto che abbiamo parlato di famiglia prima, per adesso costruire una famiglia, visto che purtroppo nel separare da piccolo tutti quanti, ho separato anche i miei genitori, ho separato, lo dico con molta autoironia, e fino adesso, diciamo, quello che ho sempre desiderato fin da quando ero ragazzo era diventare papà giovane, quindi già dai 20 anni ambivo a questa condizione, ma per adesso ancora non... Quanti anni hai? 34. Ma insomma, un bambino. C'è tempo. La cosa delle donne che proprio non capisci. La cosa delle donne che proprio non capisco, di fronte alla grande semplicità, a volte praticità anzi, maschile, è che a volte manca questa... Non hai assolutamente dimostrato in questa circostanza, comunque sì. A volte manca, secondo me, un po' di praticità nella donna. Non che non sia capace di fare cose nella pratica, ma forse a volte se l'uomo si prodiga per trovare subito una soluzione rapida, a volte la donna, giustamente perché è mossa da sentimento e da un animo sicuramente più sensibile, tende a far giocare più forse il sentimento e la parte interiore, certo. Quindi a volte la soluzione tarda ad arrivare nel pratico. Ma l'ultimo SMS che hai scritto a una donna diceva? Butta la pasta. Poche, no, questa mattina, riferito a una situazione lavorativa di Laura, sempre appunto, le ho scritto, dai, tranquilla, stasera arriverà in fretta, poi così ci vediamo e quindi... Che cari, ma da quant'è che state assieme? 15 giorni? No, un anno e mezzo. Vero amore, vero amore. Con la tua bacchetta magica, la cosa di te che miglioreresti? I capelli. Perché? Perché sono diminuiti nel tempo e devo rifare tutte le foto che avevo sui volantini perché ho ancora le foto con i capelli di un tempo e quindi... È una questione pratica. Con la tua bacchetta magica, il capo di abbigliamento che faresti sparire dalla faccia della terra perché fa evidentemente schifo. Oh, caspita. Da uomo o da donna? Da donna, direi. Il biker come regista. Le ballerine. Ecco, lo sapevamo. Siete prevedibilissimi. 10, l'ultima cosa che pensi prima di chiudere gli occhi. Prima di dormire ho questa domanda che tutte le volte mi pongo, prima di puntare la sveglia, quindi non è proprio l'ultimissima, ma è la penultima cosa che penso. Quali motivi avrò il giorno dopo per svegliarmi felice? E sono? Andare ogni giorno a cambiano. per esempio. Ogni giorno cambiano e ogni sera giorno è bello trovarli. Quindi Ieri ogni sera mattina... ero tutto contento. Sì. Con te. Ieri sera con te. Ieri sera saltava giù da lei, c'era la Laura che diceva, sta qui, cos'è? E lui, no, vado a Chick Chat, vado a Chick Chat. Bene, immortaliamo questo momento con una foto. E un 4 di Un 4 quadri, di quadri. vieni con Un noi. 4 di quadri. Giannina, Meglio del potresti Didi Pic? evitare di prendere la Assolutamente scossa? sì. Grazie. Tutti qui vicino a me. Grazie. Grazie. Grazie mille. A voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. E allora, dalle polpette, anzi dalle bolpette fino alla magia, adesso cambiamo completamente argomento perché vi voglio anticipare qualcosa della puntata di Paola Sini di Love di domani. Una puntata piccante ma non pepata come potete immaginare. Si parla di partner multipli, perché? Perché non è sempre facile incontrare il principe azzurro o la principessa rosa alla prima botta, al primo colpo. Capita alle volte di dover cercare per un po' e di incontrare più persone, insomma un po' di marketing e ricerche di mercato anche per l'uomo e la donna ideali. Di questo domani Paola ci parla assieme ai suoi ospiti, a tutti voi. Buon proseguimento di serata insieme ai nostri programmi. Vi ricordo però i nostri contatti: seguiteci sulla pagina Facebook di DTV ma anche su YouTube, alla pagina sempre di DTV, e per Chick Chat siamo su Facebook e siamo con il canale Chick Chatting anche su YouTube. Ciao!